ce n'hai anche tu, brava! Anche voi, battete le mani! Solo io non ti posso seguire perché No, tu sei là, andare avanti. hai una palandrana, non ti puoi muovere, lo si sa. Spieghiamo magari per chi non lo sa ancora a cosa è dovuta questa serata. Sì. Perché veramente questa serata ha creato tantissima confusione. Mettiamo confusione, mettiamo anche malalingua per alcune persone. Questa serata è la serata di autofinanziamento per il carro dell'Europride Roma. Quindi non fa parte soltanto i uffici per questa manifestazione, ma bensì ci sono tutte le organizzazioni sarde gay, quindi si parla del MOS di Sassari, facciamo un applauso! E non come hanno detto che la serata che stiamo per presentarvi questa sera che sia una cosa che noi ci dobbiamo mettere in tasca. No, anche perché in tasca non mi metto un cazzo, almeno fosse, tesoro mio. Almeno ce ne No, fosse. assolutamente niente. Guarda, stamattina un mio caro amico mi ha scritto Franci, perché ormai tanto lo sapete anche il mio nome, ma ha detto benissimo, Franci, ma perché cosa vanno questi soldi che si avranno nella serata? E ho detto tranquillamente, carro. E lui mi ha chiesto, bene, fate bene a specificarlo perché comunque non si capisce bene. Quindi i soldi di questa serata vanno per il carro, per il Gay Pride di Roma. Spero partecipiate tutti. Tu ci sei? Sì, certo. Brutta ragazza, poi adesso si lascia mancare la serata. Gaddozza, vestita da Moncherie, ma gaddozza comunque. Certo, credi amore. Chiamiamo il nostro valletto. Questa sera c'è il costume sardo. Guarda, ti hanno già boicottato, vedi? Vedi che magari bisogna cambiare la batteria. Tanto la sentono ugualmente. Parla dell'interno coscia, amore. Sì. Ecco. Coconcita! Vai. Mi hanno ridato la voce, quindi dicevamo, stasera ovviamente non siamo sole io, Lady Confusion, No. Madame Coconcita, ma ci sono tantissimi ospiti che vengono da tutta la Sardegna, vengono da Cagliari, vengono da Sassari, vengono da Ghero e vengono anche, pensate, da Quartu. Quanto viaggio per arrivare qua all'ufficio. Io chiamerei il balletto, dov'è il nostro balletto? Il balletto, eccolo qua, lo chiamiamo con un applauso grande. Vieni qua vicino a Coconcita che ti avrà puta le mani ovunque. Dammi, io prendo questa, ma prendo anche altro se vuoi, amore mio. Dove sei? Che bellino che sei. Quanti anni hai? Non ti tocco, non ti preoccupare, preferisco farmi toccare che toccare. Quindi dai, vai pure a... Grazie, ciao. Com'è che ti chiami? Ugo, Manico. grazie Ugo, sei gentilissimo. Chiamiamo una alla volta le... Le conosciamo tutti adesso. Le conosciamo tutte, amore mio. Io ne chiamerei una alla volta. Iniziamo subito con il vostro applauso con la prima di questa sera, Tina Picca.